Man's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, siamo a Liegi e dobbiamo andare a... non ricordo neanche più bene, molto bene, a Bourges, in France. Dobbiamo portare pezzi per l'Alitalias. Andiamo. Vai, tappetta di 600 km, quindi tappa abbastanza tranquilla. 21.000 euro la ricompensa. E andiamo. Brutto tempo qua in Belgio, brutto tempo in Belgio. C'è brutto tempo, c'è brutto tempo. Salutiamo la bella Liegi e andiamo verso Bourges. Ok. Perfetto. All'Italia e si vola. Cosa c'è? Sentivo un rumore dell'aeroporto, ormai sento aeroporti ovunque. Sono le 11:38, il tempo è una merda e tutto bene. Ah, Dio mio. L'è dura la vita del camionista, ragazzi, l'è dura. Solo Tori mi consola. Solo la bella e meravigliosa Tori. Tom Cruise Control. Ok. Tra un po' ho paura se sarà la pioggia come indiana. Ok ragazzi, siamo in France. Siamo in Francia. Mancano 400 km, quindi manca ancora un bel po'. Il tempo qua è nuvoloso, ma bah, sinceramente non... Secondo me forse riusciamo a scappolare la pioggia, quella grossa, speriamo. Bisogna vedere, però il clima è molto molto strano. Oh, parapapà. No, casello, che bello. Siamo al casello. 8 euro da pagare, quindi una cifra indescrivabile, in inglese sempre più puro. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere lavorare il Comende. Comunque ho visto ragazzi che i video di PES sono piaciuti, lo sapevo, nel senso me l'avete chiesto veramente in tanti e adesso tra poco arriva anche il gioco dei mondiali, quindi ci saranno anche i mondiali impossibili, adesso vediamo con che squadra cominciare. Ma sarà bello veramente vedere, con gli europei ce l'abbiamo fatta con l'Ucraina di Sceva, quest'anno purtroppo nell'Ucraina né Sceva non ci sono, vediamo con che squadra riuscirà a vincere i mondiali. Ragazzi, mancano 80 km, viaggio tranquillo, ormai quasi finito, onestamente un viaggio non proprio esaltante, nel senso tanta autostrada, paesaggi non incredibili, roba un proprio viaggio di merda insomma. Siamo qua in France, vicino a Bourges. Bourges. E niente, che ci prendiamo anche questi soldini. 60 km, oddio qua stiamo tentando di sbagliare strada. C'è un po' di traffic anche, c'è un po' di traffic. Guarda questa Mini Cooper.
Ormai siamo arrivati in quel di Burgess. Cosa ho fatto? Ma no, non so neanche... Boh. Mi sono proprio refatto. Vabbè, ammazzo la gente così. Oh, che bello. Che bello. Senza sapere se tampono le altre macchine, mi sono proprio accorto, cazzo. Tempo qua sempre nuvoloso, però non minaccia pioggia, questa è già una cosa positiva. Io penso positivo perché sono vivo, nessuno mi può fermare da ragionare. 30 chilometri e siamo arrivati in questo lavoro duro. Incredibile, ragazzi, fare il camionista è un lavoro veramente per gente con le balle, eh? Vai. €16. Ok. Altro ennesimo viaggio completato. Ormai il comandone sta macinando chilometri su chilometri. Comunque avevo detto il tempo ottenuto, insomma ne può piovere adesso, però comunque il viaggio me lo sono fatto assolutamente all'asciutto. Meno male. La Veneziani Trasporti ormai non è più una piccola azienda come all'inizio, ormai abbiamo diversi camion, parecchi soldini, 11.000 di incasso da Istvan, molto bene. Money! Vai che più soldi arrivano meglio è. Nove chilometri, 9 km. No, non l'avevo neanche esplorata questa città. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Ma dai però, ma sei tu che sei un pirla? Perché mi devi venire addosso? Io sono davanti, te che devi stare attento. Sti cazzo di guidatori di merda. Scusate lo sfogo, ragazzi, ma mi girano i maroni. Siamo arrivati alle 18, alle 6:30 siamo arrivati. In the Olivien Rose, oh, coming to the... Che bene che so il francese, ma che cazzo ti fermi qua? Mille la mia, mille la muta. Siamo arrivati a Burgess e adesso portiamo la roba. Non passare stronzone. Siamo arrivati con il nostro camioncin e col rimorchin dell'Alitalia. Il nostro Scania l'è arrivato. Yo! Excellent job, Kume. Woo! Buono raga, un saluto del comandone veneziano. A presto con la prossima tappa con la Veneziani Trasporti. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.